Una città di robot è sbarcata a Napoli al Teatro delle Dellandia e da oggi apre le sue porte a tutti gli appassionati, sia grandi che piccini. La mostra, che è un piccolo viaggio tra i robot più avanzati del nostro tempo, è stata organizzata da Shake Up e si avvale della collaborazione scientifica della Federico II. Nel 2022 siamo arrivati che comunque la tecnologia automaticamente sta prendendo il sopravvento e i robot diventeranno parte integrante ovviamente del nostro quotidiano. Perché è importante una manifestazione come la città dei robot? Perché i robot sono stati utilizzati come tecnologia affermata per l'assistenza dei bambini, l'assistenza degli anziani, nonché l'assistenza delle persone bisognose di un'assistenza o psicologica oppure fisica. Robot di compagnia, robot che svolgono attività sempre più utili e sofisticate, macchine che imparano dalla relazione con chi ci ha a che fare, ma anche robot che possono aiutare chi soffre. Non a caso, alla presentazione della mostra era presente anche l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese. I robot possono entrare nella nostra vita e aiutare le persone fragili. Immaginiamo ai bambini disabili, i bambini che sono affetti da autismo, oppure le persone anziane che hanno bisogno di compagnia, di interazione. Quindi sicuramente noi possiamo immaginare di creare nuovi percorsi nell'assessorato alle politiche sociali con l'inserimento anche di robot come questi.